Ultimo giorno qua ad Adria. Ultimo giorno. Allora, per promessa andiamo il prossimo giro in Alto Polesine. Sì. Allora, abbiamo parlato dell'università, abbiamo parlato del tribunale, parlando di università. Hanno fatto gli studenti di Rovigo la manifestazione per Greta? Sì, sono stati gli studenti delle medie superiori che hanno fatto dei flash mob in alcune rotatorie della nostra città. Allora, Sono anche stati insultati da qualche automobilista non molto intelligente. Ma secondo me Greta è una grande, dopo può essere manipolata, non manipolata, poi ci sono sempre mille visioni. Però perché c'è questo accanimento verso una ragazzina che fondamentalmente dice delle cose vere, fondamentalmente mette il dito nella piaga su cose che le vediamo tutti i giorni, non ultimo in Piemonte che sta venendo giù il ghiacciaio. Certo. Quindi il problema c'è, però addirittura su Libero Feltri chiama i Grettini. Perché si incazzano così con questa ragazzina? Posso dirti, la mia opinione è questa. Ci si arrabbia perché a volte sembra un'ingenuità, ma questa esplosione di attenzione al futuro del nostro pianeta, che non ha mica. Io sono presidente da tanti anni di un'associazione ambientalista che si chiama Fare Ambiente e mi rendo conto che non facciamo mai a sufficienza. Sai perché l'arrabbiamento di tanti? È la cattiva coscienza di un adulto. Dici? Come ti diceva Andrea, la gente dà buoni consigli quando non può più dare cattivi esempi. È vero? Sì. In questo caso però i buoni consigli dalla ragazzina che sicuramente non può avere la colpa. Che sono le cose che pensa ogni persona di buon senso. Sì. Ma abbiamo detto anche un'altra volta, io seguo molto i social, però su Twitter e su Facebook in particolare la stanno massacrando. Però tu che segui molto i social sai benissimo, meglio di me, che spesso sui social c'è una concentrazione di cretini, non con la G ma con la C. Però i cretini ho capito, però guarda che proprio perché quelli che votavano o che votano non guardando il contenuto delle cose ma guardando altri aspetti che ci si consente un degrado del nostro ambiente in questo modo. Faccio un esempio: tutti i medici dicono di smettere di fumare, tutti. Cosa serve? Però abbiamo appena tirato via il portacena perché abbiamo appena tirato via il portacena e tutti sanno che fumare, cioè cosa ti viene dentro nel fumare, nel ingerire elementi cancerosi, catrame, poi metalli pesanti a una temperatura vicina ai 100 gradi, ma incomprensibile. Eppure, e quindi l'uomo ha sempre bisogno di qualcuno che gli ricordi che guarda che se continui così moriamo tutti. Dov'è il problema? Che Greta, ragazzina proprio sedicenne, senza nessun aspetto ideologico, ha dato corpo ai fantasmi, cioè ha trasformato quello che tutti in modo un po' epidermico e ipocrita non avevamo voglia di dire in un elemento concreto. Guardate che se continua così roviniamo questo mondo. Il dire che ci sono le ciclicità è vero, ma non cancella il fatto che stiamo bucando la barca dove siamo seduti. Bravo. Quindi questo non assolve. Glielo daresti tu il Nobel a Greta? No, questo no, ti spiego perché. A parte che è molto giovane, quindi c'è sempre il parere della strumentalizzazione. In questo momento Greta si capisce che è in mano ai grandi, ai persuasori occulti, insomma. Speriamo si mantenga così. Ma al di là di Greta, quello che è stato detto alle manifestazioni a favore del pianeta hanno contenuti condivisibili. Se li hanno, bisogna fare, perché altrimenti, ripeto, sparare sulla barca dove si è seduti. Poi in alto mare? Sì, in alto mare, poi anche dire che il vicino, ma il mio vicino è stupido, ho capito, ma morremo tutti dopo, quindi non è. A chi daresti il premio Nobel per la pace? Non ce l'ho. E quando l'hanno dato a Obama? Quando l'hanno data a Obama è un po' forzato, la darei al Papa. Il premio Nobel anche lui è contestatissimo. La darei al Papa perché lui è contestato per alcuni aspetti classici del dibattito
politico internazionale E ma nazionale che, soprattutto. e nazionale soprattutto, ma che lui non si impegni per la pace, e questa è incontrovertibile. Poi non credo abbiano mai dato a un Papa il premio Nobel No? per... Mai No, dato? non credo. E comunque, guarda, questa volta appoggio la tua Forse proposta. per motivazioni... Guarda, abbiamo finito il nostro giro qua. Benissimo, abbiamo anche un'ape che è venuta a trovarci. È una peccata. Sì, per fortuna Gigantesca. sembrava che morissero tutte le api, speriamo No, spero che speriamo non si muoiano. preservino. Almeno diceva qualcuno che se muoiono le api Sì. scompariamo anche noi. Ciao Leandro, arrivederci Ciao, a tutti. grazie, è sempre un buona piacere settimana. trovarti. Prossima... Ciao. Stavolta pago io, eh? No, questo non è No, vero. no, scusa, hai parlato tu, stavolta sto giro pago io.